Buon di sabato pomeriggio, benvenuti alla sesta puntata qui su Cusano Italia TV 264 del digitale terrestre. E qualcuno mi ha detto: ma tu non ti presenti mai? Ma perché bisogna presentarsi? Comunque io sono Gio Di Sarno e sono qui per portarvi questo pomeriggio pieno di rubriche, pieni di ospiti interessanti, ma soprattutto con il nostro contest Io canto per, e mi avvicino subito al mio compagno di viaggio Gianni Marsili. Vai! Eccoci, buonasera a tutti, grazie. Anche Buon oggi pomeriggio, caro Gianni. bouquet di giovani proposte. Ti ho fatto lavorare anche questa settimana. Ma devo dire che adesso il lavoro è diventato doppio, perché oltre a scegliere queste proposte devo rispondere alle tantissime richieste che vengono da tutta Italia, e questo lo devo dire non dico con sorpresa, perché ce lo meritiamo, no? Bisogna tenersi su, però la verità è che stanno chiamando molti giovani, molti produttori, quindi c'è un segnale di positivo intorno a noi. Diciamo che intorno al mondo musicale l'attenzione non si è mai fermata, c'è sempre, perché c'è tanta gente che ha voglia proprio di mettersi in gioco. Ma sai, il passaparole, poi va detta una cosa, questo nostro, chiamiamolo siparietto se vogliamo, no? Io sono sempre un po', come dire, con i piedi per terra quando do degli aggettivi. Però va detta una cosa, io stavo guardando altri contest dove appunto ci sono i giovani che si propongono. E la cosa... guardare nell'orto degli altri? No, ma sai, anche per imparare. Certo. E la cosa interessante che va detta è che i nostri giovani sono degli eroi, e ti spiego perché. Perché mentre in altri contest hanno delle luci incredibili, dei palchi enormi, delle scenografie, coreografie importanti, noi siamo semplici. Questo che può sembrare la volpe all'uva, in verità invece è che noi mettiamo in evidenza quello a cui loro tengono di più. La sostanza. Loro stessi. Certo. Cioè qui c'è un solo protagonista ed è l'artista che loro sono. Capito? La vera essenza. E a proposito di artisti e essenza, con tutto il rispetto per la nostra equipe tecnica che è ottima, però la verità è che i nostri artisti danno loro stessi al pubblico e basta, senza quella che è la correzione. Io dicevo, a proposito di artisti, abbiamo qui il nostro artista che ci fa da sottofondo musicale, il nostro numero uno, che poi ho scoperto che ha scritto un libro, e adesso ho detto: ma assolutamente io questo libro lo devo presentare. Anche no, Alex Parravano. Grazie anche per il sostegno e gli applausi, grazie Alex. Io direi di entrare nel vivo della gara. Come funziona la gara? Adesso noi andiamo a presentare gli artisti si esibiranno, i 4 concorrenti. Voi potete iniziare a votare solo dopo che avranno cantato i 4 concorrenti. Infatti io il numero non lo dico ancora, così evitiamo di avere, come dire, anche telefonate. Voi dovete solo mandare il codice preferito sul numero WhatsApp, il messaggino, il classico messaggio WhatsApp. Allora partiamo con il primo concorrente, anzi la prima concorrente, una ragazza, canta una bellissima canzone che si chiama La notte. Lei è Martina con il codice 01. Io canto per un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché è un dolore che sale e fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà.
Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare, è più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta ma in fondo risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. 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 Codice 01 Martina, grazie Martina, ti puoi anche accomodare. Quindi vi ricordo codice 01 Martina, mentre con il codice 02 prima che vada via Imagination. Accogliamolo con un applauso. Io canto per... Scenario che ne immaginiamo fa più male della realtà dove viviamo. Creiamo da soli il dolore che noi proviamo quando ci scattiamo. Una foto non sorrido, ma che vuoi che sia? Salto da una presa male all'altra tipo come fosse un'acrobazia. A volte vorrei togliermi la vita, la terra non è più mia. Quanto tempo mi rimane prima che lasci questo posto e vada via? Faccio a pugno ogni giorno, ogni notte con la mia agonia. Ovunque sono penso sarebbe bello se lei fosse mia. La mia felicità qua esiste solo nei ricordi. Ti ricordi tipo quando stavo bene? Ogni momento se ti penso non perché ti odio se c'è che manca non posso avere. Lei è bella e non mi crede. Stiamo insieme e fai ciò che vuoi, ma io non parlo in senso cattivo ossessivo di possedere. Quanto tempo mi rimane prima che lasci questo posto e varrà via? Faccio pugno ogni giorno, ogni notte con la mia agonia. Quando piango inizia spesso a piovere, sai che l'ho notato.
passiamo la vita a capire chi siamo, quando dovremmo crearci e quanto tempo mi rimane prima che lasci questo posto e vada via. Faccio a pugni ogni giorno, ogni notte con la mia agonia. Ovunque sono penso sarebbe bello se lei fosse mia. Dicono che passa ma qua non passa niente. Casca la pioggia su di me e resto indifferente. Grazie musica sei l'unica che mi capisce veramente, mentre al contrario di altri tu ci sei sempre. Sogno di morire, penso quanto sarebbe bello smettere di soffrire e non sentire più quello che penso. C'ho la forza ma mi manca la voglia per restare. Lei me la riporta e mi dà un motivo in più per continuare. Smetto di parlare quando vedo che noi stiamo discutendo, ma stai solo rispondendo alle domande che io ti sto facendo. Con il codice 02 Imagination. Che interpretazioni? Non si può dire perché c'è la votazione in atto, però insomma lo dobbiamo dire. Nemmeno io. Con il codice 03 May che canta Escape Room. Io canto per lasciamoci. No, mi richiudi con te, insieme ai tuoi demoni. Voglio solo scappare. I don't wanna be alone. I don't want your control. Maybe it's a part of a plan you said. I don't wanna lose my head. I don't wanna lose you said. 'Cause I'm afraid. So now I say, ooh, come on, let it go, let your brain free. Now your body's free, you know it's a creep. Run away. Ooh, please run to your phone. Please don't let me go. I don't wanna die. You were like an angel. You should know that you're a fake man. Then you gon' lose. Look what you do. Now that you are toxic, I wanna escape this. With or without you, should I ask you? Should I leave you? I don't wanna know why you're mean to me. Why you say you love me if you can't hug me? Please stop, I don't want this, no. Oh no. Am I in love or I'm just scared? Control yourself. You say to me, I'll say, fuck yourself. I don't deserve your behavior. It's my life. Yeah. You're nothing now. The escape room died. You were like an angel. You should know that you're a fake man. Then you gon' lose. Look what you do. Now that you are toxic, I wanna escape.
grazie May, ti puoi accomodare ed è il codice numero 03, mentre con il codice 04 canta This is the moment Luca Virone. Io canto per This is the moment, this is the day when I send all my doubts and demons on their way. Every endeavor I have made ever, it's coming into play, is here and now. Today, this is the moment, this is the time when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance. I gather up my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, now all the dreaming, scheming and screaming become one. This is the day, see it sparkle and shine, when all I'd live for time has come to prove to them I made it on my own. This is the moment, my final test. They're sending back on, I never reckon second best. I will look down, I must not fall. This is the moment, the sweetest moment of them all. This is the moment, damn of the earth. This day you'll never, I see forever with the gods. When I look back, I will always recall, moment for moment, this was the moment, the sweetest moment of them Codice 04 Luca Virone. Adesso io vi do il numero e dopo ripassiamo un attimo, riguardiamo i ragazzi con le schede. Allora 342 62 75 717 e da questo momento vi potete scatenare. Lo ripeto, 342 62 75 717. Io andrei a rivedere le schede dei ragazzi così li riguardiamo un momento. Allora, con il codice 01 Martina, codice 02 Imagination, codice 03 May e codice 04 Luca Virone. Eccolo. Partita.
È partita. Io faccio una gran fatica a non chiacchierare. Magari qualcuno da casa vede che io scrivo delle cose sul foglio e le passo a Gianni. Ci diciamo delle cose, poi andiamo a verificare. Per scommettere sul calcio delle partite queste sì. No, perché magari uno vede da Noi casa, possiamo diciamo, farlo. quelli che stanno facendo. E magari per non disturbare ci diciamo delle cose che poi abbiamo verificato. Certo. Questo pomeriggio, come hai notato, abbiamo di tutto, no? Abbiamo la cantautrice, no? Questo Hai fatto un ottimo sto lavoro. Mantenendo, diciamo, la cosa. Parlo di tutti e quattro in modo uniforme. Certo, perché poi lo diciamo che alle 17:30, dopo che ci sono state tutte le rubriche, le immigranti, gli Arte Libri, l'oroscopo, il cinema, pittori a confronto, dopo che avremo passato tutto questo, alle 17:30 torneremo per decretare il vincitore e fare una chiacchiera più approfondita con i nostri quattro e lì possiamo anche fare perché adesso qualche ci dobbiamo critica. tenere un po' ingessato, perché mai vorremmo che un nostro giudizio o comunque una nostra preferenza, perché ci sta il gusto personale, potesse in qualche modo influenzare nessuno. Pa' amore e Dio, come si dice a Bolzano. Vero. Hai fatto un ottimo lavoro, Gianni. No, che ci mancherebbe, sono loro che sono bravi e mi mettono in anche condizioni. scegliere comunque generi diversi, no? Certo, almeno facciamo anche un po' di spettacolo, no? Altrimenti... Partiamo da Martina. Martina c'ha il microfono? No, non ce l'ha. Chi ce l'ha? Va bene, così cerchiamo di andare un po' in ordine per come siete esibiti. Martina, tutto bene? Buonasera, buonasera a tutti. È passata un po' di emozione? Un po' sì. All'inizio era tanta, adesso mi sono tranquillizzata. Un po' sì. Allora noi andiamo con la domanda di rito, che diciamo così non andiamo a intaccare quelle che possono essere in qualche modo i giudizi da casa. Io canto per... Perché? Allora, io canto per emozionarmi e per emozionare, soprattutto penso che la musica sia uno dei modi più semplici ma allo stesso tempo più belli per creare e generare comunque un'emozione sincera. Quindi è un circolo di emozioni. Gianni vuole fare un premio speciale a fine gara perché dice io canto per fare i soldi. Hai detto che chi ha il coraggio di dirlo. Vuole fare un premio speciale, guardalo lui subito che alza la mano. Allora, Luca Virone, giusto Luca? Esatto, buonasera a tutti. Buonasera Luca. No, io qualche soldo lo farei. Aiuta a vivere meglio. Esatto, cioè, è vero che i soldi fanno la felicità, a me tanta, quindi vero. Tu dici se gli altri soldi non fanno la felicità, dateli a me, ci penso io. Esatto, così modo... sono felice. Poi lui è uno che nel gruppo ha dato molto, vabbè non voglio spoilerarlo, lo dico dopo. Invece facciamo parlare May, che invece il suo vero nome è... Giorgia. Ma Giorgia, secondo me in quel periodo, perché vedi che hanno tutto più o meno la stessa età, in quel periodo evidentemente Giorgia si portava ha ispirato come nome. la nostra sì, Giorgia, perché poi comunque perché fino adesso stiamo facendo una classifica dei nomi, Giorgia è il primo posto. E poi cantano. E certo, il Giorgio che vengono qua, siamo tra le concorrenti. Io canto per Giorgia. Io canto per trasmettere più emozioni possibili, cercare di arrivare alle persone e portare un messaggio. Qual è il tuo messaggio? Il mio messaggio è credere in se stessi, vivere la vita al massimo e non preoccuparsi troppo dei giudizi degli altri. E questo mi sembra un ottimo messaggio. È un bel modo per cominciare. Beh, è un ottimo messaggio. È un bel modo per cominciare. Uno deve sempre dare conto prima a se stesso, secondo me. Gli altri devono arrivare un attimo dopo, altrimenti non si va da nessuna parte. Invece, Imagination, che ci ha ricordato, prima parlavamo dietro le quinte, un gruppo del passato. Come mai ti chiami Imagination? Qual è il tuo vero nome? Il mio vero nome è Federico o Fred, per gli amici. Ah, quindi già siamo a 3. Federico, Fred e Imagination. Perché Imagination? Perché mi ricordo, stavo andando a Napoli circa 2018-19. Un secolo fa. O solo è mia, metterci una cosa. E stavo guardando fuori dal finestrino. Io quando viaggio col treno? No, in macchina. In macchina. Mi piace sempre mettermi le cuffie, ascoltare le canzoni e guardare fuori dal finestrino. Giustamente non guidavi tu. No. Ho notato che molte cose che guardavo per me non erano semplici forme, diciamo così, era più un messaggio astratto che mi arrivava e da lì prendevo ispirazione e questa cosa me la porto sempre nella vita. Quindi ha solleticato la tua immaginazione in qualche modo. Il mio punto forte, diciamo che oltre ad essere molto empatico, introspettivo, è l'immaginazione.
nel creare molte cose. Che qui sarebbe da approfondire lungamente perché... Beh, c'è un brano famoso che ha fatto un giovane che purtroppo non c'è più e si chiama Imagine. Quindi voglio dire, è Sta chiaro parlando di John che... Lennon. Ok, no, perché ho visto No, che li visi. qualcuno... No, ho visto che i visi... devo dire, c'è una canzone che dice chiedi chi erano i Beatles, quindi è probabile che qualcuno non sa chi è no, vabbè. stato, chi Dai, no, poi loro John fanno Lennon, questo. però ecco. Io canto per... Non c'è proprio un solo motivo, ce ne sono tanti. Io mi sono sempre... ho sempre ritrovato il conforto nelle canzoni e quindi io spero tramite le mie esperienze, i miei ragionamenti, la mia visione, la mia immaginazione che trasporto poi nelle canzoni e nei testi, che la gente possa ritrovarsi. Voglio suscitare a farla pensare, a dire ok, magari c'è più di una prospettiva nella vita, perché sono convinto che ciò che conta, anzi ciò che influisce molto è la prospettiva. Perché dovrebbero votarti? Guarda in camera, non so dove sei. Perché? Dovrebbero votarmi se gli sono piaciuto. Politico. Se gli sono piaciuto. Così. Non perché magari ci sono molti amici miei che mi guardano e dicono ah ok, quello è un amico mio, lo voto. Beh, cioè, sono contro. C'è pure gente ovviamente che non ti conosce, sarebbe sono bello. contro a queste cose, l'ho detto ok. anche ai miei amici. Quindi votatemi solo se vi sono piaciuto. Solo se vi sono piaciuto. E invece Martina? Perché dovrebbero votarti? Io sono un po' meno modesta. Veloce che Quindi, il nostro tempo è finito. Votatemi perché sono la migliore. May, perché dovrebbero votarti? Per la stessa cosa che ha detto Federico. Invece Luca? Perché dovrebbero votarmi? Chi lo sa? Allora, mentre tu ci pensi, perché Esatto. noi andiamo in pubblicità e Esatto. ci vediamo subito dopo. Tra poco, ecco l'ora alle 17:30, tra poco.